La farmacia comunale di Sora da martedì 9 giugno tornerà a servizio dei cittadini. Lunedì mattina il sindaco di Sora, Roberto De Donatis, e l'amministratore unico dell'ambiente SURL, Ennio Mancini, hanno voluto incontrare i dipendenti ed il nuovo direttore della farmacia, il dottor Francesco Nota, per augurare loro buon lavoro. È un giorno importante, dopo tante diatribe, tante polemiche, è finalmente chiaro qual era l'orizzonte finalizzato da parte dell'azione amministrativa di avere un importante asset del nostro patrimonio che svolge ed eroga un servizio destinato alle fasce più disagiate, quindi ad un'integrazione dell'offerta sociosanitaria che di fatto in un momento così delicato è davvero importante, con un particolare occhio su quelle che sono le patologie più diffuse che derivano da stili di vita non idonei, che sono state evidenziate anche dai numeri che la Regione nei propri portali ha dato e ha definito un perimetro proprio del nostro territorio. A parte l'educazione sugli stili di vita, la farmacia comunale può essere anche un fulcro della diffusione di un modus vivendi più sostenibile anche sotto l'aspetto della maggiore attenzione e cura al proprio corpo e aiutare coloro che non possono accedere alle cure in maniera, diciamo, per ragioni ovvie, visto che la fascia del disagio sociale si è notevolmente ampliata e amplificata con il periodo che stiamo vivendo, per cui io sono convinto che questa farmacia, i cui utili, ripeto, andranno al 100% poi nelle casse comunali e prenderanno poi la via attraverso il previsionale, del bilancio di previsione, di capitoli di spesa sempre dedicati al sociale. Dopo una breve chiusura, la farmacia riapre alla città con obiettivi chiari e avendo salvaguardato i livelli occupazionali. Dare un nuovo slancio logicamente all'attività commerciale, in quanto per parecchio tempo è stato denigrato un pochettino l'attività e questo logicamente ha portato cose non buone alla collettività. Anzi, le dirò di più, la farmacia comunale è un bene logicamente dell'intera collettività, gli eventuali utili che noi ci andiamo a prefiggere di conseguire saranno devoluti per attività solidaristiche, quindi nell'interesse delle famiglie meno abbienti. Sono felicissimo di essere il nuovo direttore della farmacia comunale di Sora, sono felice perché sono sorano, perché è un ruolo ovviamente di prestigio e soprattutto perché è un ruolo pubblico, per il pubblico. Questo perché al di là di tutte le critiche che ci sono state è innegabile il fatto che ad oggi la farmacia comunale è dei sorani. Ovviamente da parte mia ci sarà il massimo impegno a garantire tutti i servizi possibili. Ho già pensato a dei servizi, li definisco innovativi, ma io ho sempre lavorato a Roma, quindi poi così innovativi non sono, quindi porto il mio know-how romano qui, come ad esempio la consegna di farmaci a domicilio, nonché trovare un punto social, ad esempio WhatsApp, che possa essere un riferimento per le persone che vogliono effettuare un ordine. Porrò un occhio di riguardo al problema italiano che è quello dei mancanti, sicuramente non lo risolverò io, però prometto che su questo sarò maniacale. Ringrazio le persone che vorranno venire in farmacia, l'amministrazione e anche le opposizioni che mi auguro sicuramente mi verranno a trovare perché li conosco personalmente. La farmacia comunale torna operativa e per il nuovo direttore è già in preparazione il bando pubblico. Quanto prima verrà pubblicato perché logicamente il direttore della farmacia è stato assunto con un contratto a tempo come libero professionista fino al 30 di settembre. Esperito questo periodo qua, logicamente c'è la pubblicazione, ci sarà una prova per titoli e per esami e per cui possono partecipare tutti e sarà divulgato con tutti i mezzi di stampa sul sito web istituzionale sia del Comune sia quello dell'ambiente SURL nella massima trasparenza, proprio una cosa per premiare la meritocrazia. Chi ha diritto e chi è il più bravo avrà diritto ad essere nominato il futuro successore in qualità di direttore della farmacia comunale.